Cari amici della Via Presepi, buone feste a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi siamo a Venegazzù, siamo a vedere questo bellissimo presepe di questo piccolissimo paese. Con noi in nostra compagnia Stefano Cecchetto e tutto il suo gruppo. Stefano, buone feste a te, buone feste Grazie. a tutti voi collaboratori. Stefano, un presepe che quest'anno è dedicato a una persona particolare. Sì, molto particolare. Il nostro amico Massimo Visentin, che purtroppo qualche settimana fa ci ha lasciato, e quindi dedichiamo a lui l'apertura di quest'anno. Per noi è stata una persona importante perché comunque faceva tantissime cose, ci coordinava ed era sempre in prima fila in tutte le attività sia interne che esterne al presepio, insomma, ecco. E quindi per noi è una persona di riferimento e un grandissimo amico. Stefano, l'emozione è tanta nella tua voce, è anche negli occhi di tutti i collaboratori, anche nei miei, perché Massimo era un nostro amico, però Massimo vi ha dato la forza e il vigore di continuare e di modificare questo presepe. Quali sono le novità? Il nostro presepe, come al solito, rappresenta delle scene di vita contadina di metà Novecento, un po' corredato anche con la neve. Ogni anno, e anche quest'anno in particolare, abbiamo cambiato qualche scena, e in particolare quest'anno si troverà un maglio movimentato da un mulino e poi c'è un borgo in secondo piano a fianco alla Natività. Stefano, li abbiamo qui accanto a noi, però è doveroso un ringraziamento a tutti i volontari di questo bellissimo presepe. Certamente, qui siamo una parte del gruppo perché poi abbiamo anche altre due persone e abbiamo qui con noi Mauro, Carlo, Lino, Andrea, Yuri e poi ci sono anche Mirto e Piero. E quindi un bel gruppo affiatato che vi aspetta qui a Venegazzù, esattamente dove e in che orari dal 28 dicembre domani fino... Allora, praticamente il presepio è aperto tutti i giorni festivi fino a fine gennaio, dalle ore 14.30 alle 18.30 e poi i prefestivi dalle 14.30 alle 17.30. Nella settimana dal 27 al 3, quindi una settimana, anche nei feriali dalle 14.30 alle 17.30. Quindi, come avete capito, vi aspettano in questi orari qui a Venegazzù. Adesso mi chiamo i due ragazzi qui con me, venite qua ragazzi, facciamo gli auguri ai telespettatori di buone feste e un buon 2025. Quindi ragazzi, buone feste e buon 2025. E noi vi aspettiamo domani per la prossima puntata della Via dei Presepi. Venite qui a Venegazzù e visitate questo bellissimo presepe come tutti gli altri presepi del nostro territorio. Grazie mille e buona giornata. Ciao a tutti. A voi.